sono tutte belle le mamme del mondo, ma Treviso ha avuto quel qualcosa di più, ha avuto quel cuore degli alpini, soprattutto degli alpini veneti. Qualcosa di più a Treviso e qualcosa di meno a Chiampo. Non è passata inosservata infatti l'assenza del comune di Treviso. Non un assessore, non un consigliere, men che meno il sindaco alla sfilata delle penne nere arrivate da tutto il Triveneto nella vallata vicentina. Ufficialmente gli alpini di Treviso non commentano come loro tradizione, ma l'irritazione è palpabile tra le penne nere dei gruppi cittadini, soprattutto dopo che le altre sezioni avevano i loro amministratori in marcia. Floriano Zamboni, immancabile per Conegliano, Francesco Nardi per Valdobbiadene, senza contare il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, che ha ricevuto il testimone da Chiampo. Eppure gli inviti e le telefonate da parte delle penne nere di Treviso pare non siano mancate a Casugana. Insomma, quel solitario Adriano Giuriato ha rievocato nostalgicamente in molti una presenza per altri ritenuta ingombrante e che da alpino, seppur quasi novantenne, non manca di punzecchiare così il suo successore alla guida della città. Io non mi meraviglio, perché il sindaco Manildo non l'ho mai visto a tutte le adunate a cui ho partecipato. Quindi si è messo il cappello solo per l'adunata di Treviso e non interessa più mettere il cappello in altri paesi perché non porta più nessun vantaggio a lui. Caro Giovanni, tu hai sfruttato troppo il cappello alpino. Ricordati che forse non sono i tuoi ideali Dio, patria e famiglia.